per aver insieme a noi scritto una pagina importantissima della nostra storia e per aver dimostrato attaccamento alla maglia e professionalità. Grazie a nome della società e a nome di tutti i tifosi del Camarat. Signori, Davide! Qui la premiazione per Davide Pettinato, uno degli eroi dell'ascesa dalla promozione all'eccellenza. Grazie Davide, grazie. Di cui stavo appunto facendo menzione. E poi c'è Licata che, come detto, è reduce dalla dolorosa retrocessione, ricordiamo il play-out perso dalla formazione canarina contro la Cireale. Squadra quasi totalmente ricostruita, come del resto il Camarat, naturalmente ognuno per le proprie esigenze, chi per adeguarsi alla categoria dopo il salto di categoria, chi invece per adeguarsi e provare a vincere il campionato e tornare chissà dove ci si trovava poco più di 4 mesi fa, ovvero sia in Serie D. Tutto pronto agli ordini del signor Domenico Leone, sezione arbitrale di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Luca Iannazzo e Francesco Casisa, entrambi della sezione del Palermo. Primo giro al pallone dato da Licata e allora mettetevi comodi, inizia la stagione 25-26, inizia Camarat Licata e inizia, lasciatemelo dire anche con un po' di orgoglio, la nuova stagione targata Sportisti l'ITV. Intanto subito pallone occhio al campo con questa iniziativa, con la palla messa in mezzo, allontanata proprio da Davide Pettinato. Allora formazioni partendo da quella del Camarat che schiera Tano Dolenti in porta, poi Capitan Bernardo Paio, maglia numero 2, maglia numero 6 Lorenzo Mirabelli, poi con l'8 Michele Pane, con il 7 Lococo, col 5 Ledesma, col 20 Guadalupo, col 19 Cuffaro, con il 9 Nacio Pierce, con il 13 Rallo e con il 21 Spinelli. Squadra agli ordini anche quest'anno di Accursio Sclafani, subentrato nella scorsa stagione al posto di Mister Fanara, capace di portare i montanari fino al trionfo nella finale playoff di Sant'Agata di Militello contro il Montelepre. Risponde il rinnovato Licata di Mister Lillo Bonfatto, bentornato anche a lui in eccellenza e in campo. Tra i pali c'è Federico Valenti, poi in ordine numerico col numero 2 Brugnone, che è uno dei due under, col 3 Tedesco, col 4 Privitera, col 5 Pettinato, col 6 Calaiò, col 7 Bessa, con l'8 Luca Palmisano, col 9 Maitini, col 10 Arario, con l'11 Imbrogiano. Qui Lorenzo Mirabelli con l'intervento, poi palla messa fuori da Cuffaro, sarà rimessa in zona d'attacco per il Licata. Con la palla che verrà messa dentro come di consueto in questi casi da Santo Privitera, recordman assoluto insieme ad un suo quest'anno compagno di squadra per le promozioni dall'eccellenza alla Serie D, compresa quella conquistata lo scorso anno con la maglia del Gela. Qui intanto la palla messa in mezzo, c'è la deviazione ma c'è l'uscita comoda di Tano Dolenti. Curiosità, i due portieri oggi rivali, ovvero sia Tano Dolenti e Federico Valenti, erano insieme a San Cataldo un paio di stagioni fa in Serie D ed erano insieme anche con la maglia della Sicilia FA in un paio di circostanze, soprattutto la Antudo Cup giocata a Mazzara del Vallo contro la Corsica e la Sichelia Cup disputata un anno dopo a Caltanissetta sempre contro i corsi. Rimessa Camarat con la palla che arriva a Pane, giocatore molto atteso Pane, poi Guadalupo, uno sguardo in mezzo, alza questa parabola, va sull'out di destra dove c'è il controllo non perfetto da parte di Cuffaro, palla messa fuori, rimessa in zona d'attacco ancora per i montanari con Tedesco che ha messo la palla fuori. Tedesco uno dei fedelissimi di Mister Lillo Bonfatto, ne parlerò più avanti. I due si ritrovano dopo la bella esperienza di Canicattì, culminata con la vittoria del campionato di eccellenza
del 2021-2022, un cammino straordinario dei racinari. Qui intanto la giocata sulla sinistra, poi Guadalupo non sa chi darla, trova un compagno, si tratta di Ledesma, ancora Guadalupo all'1 contro 1. Ora il numero 20 del Camarat si lotta, l'ultimo tocco è il suo, e allora fallo laterale per il Licata. Tanto incessante, lo potete anche sentire, e neanche in maniera troppo lontana in realtà il sostegno degli ultra dei montanari, ultra del Camarat. Qui la gestione palla da parte di Imbrociano viene però fermato all'intervento di Pane, poi controllo non perfetto di Ledesma, allora riconquista il Licata proprio con Tedesco. Pettinato ancora per il terzino sinistro che prova ad alzare questo lancio, rimedia Ledesma mettendo in fallo laterale proprio l'ex Canicattì, che la mette lunga, viene fermato il suo lancio, poi Guadalupo fermato col fallo da parte di Luca Palmisano, uno dei volti nuovi, dei tanti volti nuovi in casa Licata, giocatore ex tra gli altri della Primavera del Palermo e del Modica. E punizione affidata al piede di Angelo Rallo, a proposito di volti nuovi e a proposito di ex Modica. La gestione palla di Pane, poi il lancio lungo di Capitan Baio, attenzione perché la palla stava per passare, intervento di Bessa, poi quello di Tedesco e infine altro colpo di testa da parte di Lococo che si spegne direttamente sul fondo. Riparte Federico Valenti con i piedi. Ricordo che la partita di ritorno si giocherà tra 7 giorni, a proposito di Canicattì, al comunale di Ravanusa a porte chiuse, quindi confermiamo anche la presenza delle nostre telecamere in diretta integrale, esclusiva per il match che assegnerà un posto agli ottavi di finale. Ricordiamo competizione che si snoderà come sempre con la suddivisione quasi alla NBA tra costa ovest e costa est. Intanto qui storie tese, Privitera Lococo, ancora i due che vanno faccia a faccia, poi ci pensa Mirabelli ad abbassare i toni, poi ancora Lococo che torna da Privitera però con ben altre intenzioni rispetto a quelle mostrate a primo acchitto. Sarà comunque piazzato per il Camarat con il signor Leone che prova a placare gli animi. C'è l'esperienza di Santo Privitera e c'è la freschezza di Lococo, mentre Pane gestisce il pallone, lo serve a Mirabelli. Completato il giro per andare da Rallo che va a lanciare lungo alla ricerca di Guadalupo. C'è l'anticipo da parte di Benny Calaiò, sarà fallo laterale per il Camarat con Kevin Guadalupo pronto a battere. Rimessa a cercare proprio Lococo, l'anticipo da parte di Bessa, poi allontana la minaccia ancora il Licata, però non riesce a prendere il pallino del gioco la squadra di Lillo Bonfatto, oggi nella consueta tenuta gialla. Tano Dolenti portare su il pallone alla ricerca di Nacho Pierce e si scontra con un compagno di squadra. Qui il direttore di gara inizialmente non ferma il gioco, poi decide di arrestare l'azione. Scontro piuttosto duro ad alta quota tra Pierce e credo Spinelli. Sì, si tratta proprio del numero 21, si rialza
uno dei due under mandati in campo per regolamento da Accursio Sclafani, l'altro è Cuffaro. Qui Nacho Pierce va a intercettare il lancio di Privitera, la palla non arriva in area, allora la deve spezzare Calaio alla ricerca di Maitini, riesce a tenerla Bessa, servizio largo sulla sinistra per Arario, poi Privitera, la sventagliata verso l'area di rigore, eccolo Arario che va ad uncinarla verso l'area di rigore allontanata da Rallo, poi Lococo, controllo e apertura per la corsa di Guadalupo che sprinta, spinto anche dal pubblico del Di Marco. Scambio che in qualche modo riesce con Lococo, ancora Guadalupo, verticale a cercare Pierce che però voleva la palla sui piedi, allora a gioco facile Federico Valenti, Tedesco, Privitera, ancora per Tedesco, la fa passare in qualche modo Imbroggiano, poi la perde delicata Lococo, scambio un po' farraginoso con Ledesma, palla persa dai biancazzurri, Mirabelli con l'anticipo, poi anche Rallo, forse in gamba tesa ma si gioca, Guadalupo, Mirabelli, Dolenti chiama il pallone, lo fa scorrere e lo lancia via. Lococo cerca la spizzata col tacco, poi Guadalupo dopo la respinta alla difesa licatese e allora Pierce, posizione regolare, Pierce cerca di lanciare Ledesma, troppo lungo il pallone, Valent cerca di alzare un po' il ritmo adesso il Camarat, scaduti i primi 10 del primo tempo qui al Di Marco, sempre 0-0, nessuna palla gol. Per il momento si fa leggermente preferire la squadra dei Montanari. Privitera con lancio intercettato da Lococo, ancora il duello tra i due, Pierce con la sponda per Lococo, posizione regolare, Lococo in area, Lococo calcia, attraversa tutto lo specchio dalla porta, il diagonale di Lococo, vicino al gol il Camarat. Eccola, l'avevo chiamata qualche secondo fa, la prima palla gol della partita, la firma Samuele Lococo. Qui però l'ottimo lavoro da parte dell'ex Primavera del Palermo nel pressare Privitera e poi fiondarsi nello spazio sulla sponda di Nacho Pierce. Nacho Pierce approdato in un certo senso sul luogo del delitto, lui che con la maglia del Montelepre ha perso la finale playoff proprio contro il Camarat a Sant'Agata di Militello quasi 3 mesi fa, voluto fortemente da Accursio Sclafani, il nuovo numero 9 del Camarat. Qui intanto Maitini prova a passare, non ci riesce, poi l'intervento di Palmisano, contatto falloso con Guadalupo, punizione Camarat. Ricordiamo l'assenza di Vito Lupo che tornerà presto a prendere le redini del centrocampo della sua squadra, del progetto che ha sposato un anno fa in promozione. Qui colpo di testa a mettere fuori da parte di Brugnone, poi Guadalupo cerca il tacco, non gli riesce, allora Arario, ancora Guadalupo, però si gioca Privitera, il lancio di Palmisano a cercare Imbroggiano inseguito, riesce a tenere la palla in campo in un primo momento sull'attacco di Cuffaro che poi lo costringe all'errore, palla in fallo laterale e Camarat che prova a legittimare quello che è il buonissimo inizio di partita davanti al proprio pubblico. Ricordo che eccezionalmente, mentre intanto Pierce scatta da fuori gioco, Pierce col controllo, l'uscita di Valenti ai confini dell'area di rigore reclamano un intervento fuori area con le mani da parte di Valenti, i giocatori e i tifosi del Camarat. Recupera però subito palla la squadra di Accursio Sclafani che protesta in maniera vibrante per quanto successo qualche secondo fa ai confini dell'area di rigore ospite. Arario
uno sguardo in mezzo, Maitini non riesce a spizzarla, per la palla allontanata da Mirabelli che poi suona la carica con Cuffaro. Lococo in mezzo a due, col fallo da parte di Brugnone. Dicevo prima, eccezionalmente in diretta su Facebook oggi questa partita potrete vedere su YouTube anche altri incontri dell'andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, come partita che in realtà si avvia verso la fine, quella tra Partinicotace e Montelepre, poi Don Carlo Misilmeri San Giorgio Piana, iniziata anch'essa alle 17, così come Folgore Castelvetrano Marsala e Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano Unitas Sciacca, con i campioni in carica che iniziano dallo stadio Paolo Marino. E poi, visto che l'ho appena menzionata, il Marsala sul campo dell'Accademia Trapani. Tutte gare che potrete vedere in diretta sul canale YouTube Sportisili TV, oltre ovviamente a questa che potete vedere in diretta su Facebook, come vi state godendo già da circa un quarto d'ora. Spizza Palmisano che poi ritrova il pallone dopo il rinvio della difesa. Maio, Mirabelli, ancora l'ex Castrum Favara, seconda stagione in Sicilia per lui. Lococo cerca il velo ma capisce tutto Privitera. Palmisano, la palla per Imbroggiano che cerca Tedesco affrontato col fallo da Pane, e allora sarà piazzato per il Licata. Sulla palla c'è Santo Privitera e ci sono 7 uomini del Licata tra l'area e il suo confine, linea difensiva molto molto alta del Camarat. Andrà l'ex tra le altre di Nissa e Gela a battere questo piazzato. Tutto il Camarat a difesa della sua area di rigore. Chiama lo schema mani su Santo Privitera, direttore di gara che vuole vederci chiaro prima di far partire l'azione. Chiede di far rispettare la distanza a Cuffaro, poi fischia. Chiama ancora lo schema Privitera, pallone nel mucchio, non lo trova nessuno e allora si riparte dal fondo, si riparte da Tano Dolenti. Se ne sono andati, se ne stanno per andare i primi 17 minuti qui al Di Marco. E Lorenzo Mirabelli che si occuperà della battuta, gioca corto su Dolenti che va a rinvio. Lococo non arriva sulla palla, ci arriva Palmisano, poi Baio, Cuffaro prova a passare, in qualche modo ci riesce. La rimessa a cercare ancora Lococo, poi interviene Privitera, duello che si ripete tra i due, poi Privitera mette il corpo davanti, guadagna con astuzia il calcio di punizione. Tra l'altro prima della partita segnalata anche la presenza di 2 ospiti d'eccezione qui al Di Marco, ovvero sia Federico Matera e Antonio Mazzotta, ex entrambi del Camarat, reduci dalla vittoria del campionato d'eccellenza con l'Athletic Club Palermo, reduci anche dall'esordio stagionale in Coppa Italia Serie D proprio con la maglia nero-rosa. Intanto qui colpo di testa di Arario bloccato da Dolenti che va subito a lanciare. Pierce prova a passare in mezzo a 2, in qualche modo ci riesce Pierce, l'uscita di Valenti, c'è un giocatore
del Licata a terra, e allora Tedesco mette fuori, è rimasto giù Benny Calaiò. Nello scontro probabilmente tra i due compagni di squadra, con il suo compagno di reparto pettinato, dicevo, di Matera e Mazzotta, entrambi confermati dall'Athletic Club Palermo per il campionato di Serie D che inizierà domenica prossima. In campo al Franco Scoglio San Filippo di Messina contro l'ACR, la rinata ACR di mister Pippetto Romano, l'Athletic Club Palermo. Naturalmente da domenica prossima risultati e classifiche del girone di Serie D sul sito www.sportisili.it e sui nostri profili social. Potrete seguire in tempo reale, tra l'altro, sul nostro sito gli aggiornamenti, i risultati live delle gare del primo turno di Coppa Italia Serie D, con tante squadre siciliane in campo, con 3 derby siciliani, e anche i risultati delle 16 gare del primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Intanto un cooling break improvvisato, approfittando dello stop per Calaiò, anche l'occasione giusta per dare e per ascoltare consigli in base al diverso punto di vista tra allenatori e giocatori. Tanto scade anche il 20° al Di Marco, permane la situazione di equilibrio dal punto di vista del risultato. Una sola grande occasione, quella avuta da Lococo all'11° minuto, dopo lo scambio con Nacho. Pierce rilancia Valenti, colpo di testa di Rallo, poi quello di Guadalupo, subentra il solito Lococo, prova a prendere in velocità Calaiò, la palla non rimane in campo, l'ultimo tocco è del 7 in maglia biancazzurra. Privitera con la sua proverbiale gittata lunga con le mani, Maitini al duello, l'ultimo tocco è il suo, rimessa a Camarat. Mirabelli che lascia l'incombenza ad Angelo Rallo, prova ad arrivare Guadalupo, arriva invece Palmisano che concede un'altra rimessa alla squadra di Sclafani proprio sotto ai bandieroni, e il signor Leone ordina il cooling break. Adesso sì, vero e proprio stop per refrigerarsi. Allora facciamo un po' il punto della situazione, siamo praticamente a metà del primo tempo, sempre 0-0 tra Camarat e Licata, una vera grande palla gol dall'inizio della gara, quella avuta sul destro di Samuele Lococo, diagonale terminato di poco. Intanto piccolo girocampi per così dire, con la gara che sta terminando, quella tra Partinico Dacia e Montelepre, avanti la squadra di Pensabene con risultato di 2-1. Sul campo del Polo Marino di Castelvetrano invece 0-0 al 27° tra Folgore Castelvetrano e Unitas Sciacca, mentre al Sorrentino di Trapani 0-0 tra l'Accademia e il Marsala. Infine, per completare il giro dei campi targati Sportisili, in vantaggio il San Giorgio Piana a piano stoppa contro la Don Carlo Misilmeri.
per terminare la gara, quindi vi daremo anche il primo finale in un certo senso di questa lunga domenica dedicata alla Coppa Italia Eccellenza. Ricordo che per i campi non coperti dalle nostre telecamere potrete scoprire i risultati in tempo reale sul nostro sito www.sportissili.it. Tanto punizione Camarat, Guadalupo, Rallo in avanti da Lococo che cerca la sponda ancora per Guadalupo, in qualche modo lo trova, sbaglia però Guadalupo, prova a riconquistare senza successo la squadra di casa, poi c'è il fallo ai danni di Arario, lo commette Michele Pane. Allora piazzato, affidato al piede quanto mai sapiente di Santo Previtera. Battuta verso l'area con Palmisano che cerca di giocarla, interviene Angelo Rallo e arriva il primo calcio d'angolo della partita, affidato al Licata. E anche in questo caso sarà l'ex tra le altre di Nissa e Gela a battere. Pallone nel mucchio, in qualche modo si salva Dolenti. Che cerca di giocarla subito in avanti, attenzione perché c'è tanto spazio da prendere per Baio. Il tocco per Cuffaro che incespica e allora buon gioco. Il rientro in difesa delicata. Sarà comunque fallo laterale per i montanari e per il capitano di giornata. Pane prova a girarsi, torna da Baio che però non controlla. Fallo laterale allora per Tedesco, palla che passa, Mirabelli la ricalcia lontano dalle parti di Pierce in anticipo pettinato, ma attenzione a Lococo che controlla, calcia, la parata di Valenti, poi Pierce attraversa tutto lo specchio della porta ma era in fuorigioco Nacho Pierce. E che occasione ancora per il Camarat, ancora una volta sui piedi di Samuele Lococo, questa volta col sinistro, e questa volta c'è voluto il grande intervento da parte di Federico Valenti che va alla battuta della punizione. Maitini, la palla in qualche modo arriva da Rallo che la ritrova due volte, c'è il tocco di mano di Maitini, punizione. Quinta attenzione alla palla lunga per Pierce, la posizione è irregolare ancora per l'ex Montelepre. La palla battuta dalle parti di Tedesco. Previtera, lungo, troppo lungo per tutti, allora arriva Dolenti che decide di non farla uscire. La palla torna dal portiere nisseno Mirabelli, Lococo, Rallo, gioca bene qui il Camarat, Guadalupo, serie di finte per tenere palla, poi per vie centrali cerca ma non trova Ledesma, allora buon gioco la difesa canarina con Privitera, pettinato, Calaiò, batte lungo, cerca Maitini, non lo trova, e allora Tano Dolenti. Rallo,
finta di corpo da parte di Michele Pane che serve Guadalupo. Poi il cambio gioco da parte di Spinelli. Mirabelli gioca sul rallo, viene incontro Guadalupo, la palla è per Pane, prova a far girare palla a basso rischio il Camarat. Mirabelli, Ledesma resiste all'aggancio da parte di Bessa, poi Mirabelli, Pane fronte alla porta, cerca l'apertura, la trova su Guadalupo, sterzata del 20, poi palla per vie centrali sul Lococo. Spinelli, Pane alza la testa, va a lanciare per Cuffaro, colpo di testa, poi l'intervento di Pettinato, arriva Baio ma arriva in ritardo e soprattutto commettendo fallo. E punizione Licata al tramonto della prima mezz'ora di gioco, sempre 0-0. Qui ai Salaci di Cammarata. Valenti gioca su Benny Calaiò. Grugnone alza la testa, gli urlano giocala dal campo e lui la gioca su Privitera. Palmisano, non arriva Arario perché c'è il tocco di Lococo in fallo laterale. Andrà con le mani, manco a dirlo Privitera che però questa volta non va a lungo perché c'è Arario pronto per il cross, palla in area, colpo di testa da parte di Maitini ed eccola la prima palla gol per il Licata dopo la mezz'ora con Maitini. Tutti si aspettavano la battuta lunga con le mani di Privitera, alla fine il 4 ha visto sulla sua stessa banda Arario libero e il cross perfetto per la zuccata di Maitini, palla però alta sopra la traversa. E dunque si iscrive alla partita anche l'attaccante argentino. Ricordiamo che nell'Icata in panchina tra gli altri ci sono sia Saito che Manfred. Intanto il cross, Dolenti la fa sua e la gioca subito. Pane sbaglia, Privitera, il tocco che disorienta tutti e allora arriva Spinelli a metterla in fallo laterale. Grugnone la gioca su Palmisano, i centrali, Pettinato rischia qualcosa sulla pressione di Pierce, poi fallo di di Bessa su Pane. Le proteste abbastanza vibranti dei giocatori del Licata, manda tutti via il direttore di gara, compreso Dolenti. Qui lo scontro con Bessa che ha messo il piede per cercare di anticipare la giocata di Pane. Si sono colpiti i due contendenti, il direttore di gara che ha premiato il numero 8 del Camarat. Sono rialzati entrambi. Tanto ho lasciato un po' di real audio per far sentire anche la voce degli ultra dei Montanari. Pane su Privitera, prova a partire Arario circumnaviga gli avversari, serve Privitera che apre in maniera imprecisa, per sua fortuna Tedesco arriva. Arario viene a giocare tra le linee, adesso il 10. Grugnone, Calaiò, palla giocata in maniera rischiosa da Pettinato, arriva Lococo dopo l'intervento di Guadalupo, si gioca e poi la mette fuori Valenti. Le proteste sono dei giocatori del Camarat che vorrebbero un fischio.
sono stati due contatti dubbi, uno su Guadalupo e uno su Lococo. È rimasto a terra Samuele Lococo, che adesso si rialza aiutato proprio da Privitera. C'è Rallo che restituisce la palla a Licata, e nello specifico a chi l'aveva messa fuori, ovvero sia Federico Valenti. 35esimo in corso, sempre 0-0. Qui al Di Marco, di testa Rallo, Guadalupo con l'anticipo la tiene, poi prova a passare Kevin Guadalupo in mezzo a tre maglie gialle, una di queste è di Privitera che commette fallo. Punizione per il Camarat. Deve tornare un po' indietro Rallo per la battuta della punizione. Signor Leone dall'ok con il fischio. Pane palleggia con Dolenti, Ledesma, Mirabelli lungo dalle parti di Pierce, sportellate con Pettinato per la palla allontanata da Calaiò. Privitera prolunga su Maitini, allontana Rallo in anticipo, sponda di Pierce però troppo isolato lì davanti. Vediamo tra gli assenti o comunque tra i non disponibili un giocatore che non appena sarà al top sarà pronto a fare la differenza in casa Camarat, ovvero sia Luca Ficarrotta. Fuori anche Samuele Romeo, che deve recuperare la condizione, deve entrare negli ingranaggi e negli schemi di Accursio Sclafani. Sono già 3 assenze pesanti, ma nonostante le quali il Camarat sta molto ben figurando al cospetto, ricordiamo, di una squadra che è reduce da tanti anni di Serie D. Intanto arriva il giallo per Davide Pettinato, duello con Nacho Pierce, che è rimasto a terra. Capannello attorno all'ex attaccante del Montelepre, che intanto si è rialzato. E c'è questo piazzato a 8,5 dallo scadere dei 45, dei primi 45. Stadio quasi del tutto sold out a Cammarata, piazza destinata a far parlare di sé anche per il calore del pubblico, oltre che per la squadra allestita, attrezzata molto bene dalla dirigenza e affidata ad Accursio Sclafani. Mentre c'è questo calcio di punizione per il Camarat, sulla palla c'è Michele Pane, c'è il fischio dell'arbitro, rincorsa di Pane che va a cercare la porta, la palla scende, ma scende troppo tardi rispetto alle velleità del numero 8 del Camarat. È comunque un'occasione da annotare. Pane, giocatore che già prima di questo piazzato e comunque in carriera ha dimostrato di avere un gran destro, ha provato a dimostrarlo con una rincorsa quasi alla Beckham prima di arrotare questa punizione di destro leggermente sopra la traversa. Allora Federico Valenti per la battuta, cerca Maitini, sorvolato dal pallone. Spinelli, ripiegamento difensivo, pressato da Arario, ci pensa il signor Iannazzo, anzi il signor Casisa, il secondo assistente a ravvisare il fallo del numero 10 dei Canarini.
Gaetano Dolenti che fa salire i compagni per battere la punizione. Battuta alla ricerca di Spinelli che in qualche modo la tiene in campo, cerca Pierce, Calaiò però fa scorrere il pallone oltre la linea di fondo. E Valenti che desiste dall'eventualità di giocare corto e di costruire dal basso, opta per un'altra palla lunga, anche se lo va sfiorato, la mezza idea di andare da Tedesco, idea subito abortita dal portiere ex San Cataldese Egela, che torna a Licata, lui che di annate in giallo-blu ne ha vissute parecchie in Serie D, ha fatto parte della squadra che sotto la guida di Pippo Romano ha fatto cose importanti. Qui un'altra cosa importante la fa quello che per il momento è uno dei migliori in campo, ovvero sia Samuele Lococo, che fa ammonire anche Maitini, e dunque secondo giallo della partita, secondo giallo in casa Licata dopo Davide Pettinato. Qui Pane lascia a Rallo, eccolo Pane che voleva la palla di rincorsa, Ledesma, Baio, si propone Pane, la palla è per Mirabelli che deve rifugiarsi da Dolenti, ancora l'ex del Castrum Favara, Ledesma riesce a girarla bene su Cuffaro, Baio passa in qualche modo, serve Ledesma, ancora Baio, azione del capitano del Camarat che mette in mezzo, c'è la deviazione e c'è anche il primo calcio d'angolo della partita, oltre agli applausi scroscianti del Di Marco. La bandierina andrà a Lococo, anche se rimane in zona anche Pane. Qui direttore di gara che vede un grappolo all'altezza del primo palo, poi fischia, parte Lococo proprio sul primo palo, rimane lì il pallone, spazzato via da Calaiò, ma la palla è ancora del Camarat, con Cuffaro che si rifugia da Dolenti, rilancio a cercare Pierce, colpo di testa a mettere fuori Di Brugnone, poi allontana Pettinato, Arario prova a tenerlo in campo, ci riesce, cerca Maitini, trova Mirabelli, di testa Dolenti, applausi del pubblico. Mirabelli, ultimi 3 più recupero del primo tempo. Brugnone di testa 2 volte. Pierce, rimontato da Palmisano che però la tocca col braccio. E allora punizione Camarat. C'è la punizione per Michele Pane, pallone scodellato verso l'area di rigore, il colpo di testa a riproporre al centro, Lococo anticipato, poi Guadalupo sul fondo. Lococo che chiama addirittura lo schema per il pressing di squadra. Molto alto il Camarat e allora Valenti chiama Pettinato per la giocata presumibilmente corta.
resiste Pettinato e allora Valenti andrà lungo con i piedi, 80 secondi allo scadere dei 45 minuti, poi solo eventuale recupero. Colpo di testa di Cuffaro, poi Maitini, sterza Maitini, fermato da Ledesma e allora si torna da Pettinato. Tedesco verticale a cercare la corsa di Imbroggiano, protegge bene Baio e la palla esce dalla linea di fondo. Valenti prende la rincorsa per andare dal fondo, si allontana anche Lorenzo Mirabelli, allora andrà a calciare più lontano che può verso le altre maglie biancazzurre, l'ex portiere della San Cataldese. Colpo di testa da parte di Calaiò, poi quello di Ledesma, Pane la gira avanti, Lococo anticipato, Palmisano pressato fallosamente da Lococo, punizione Licata allo scadere del 45esimo. Saranno 2 i minuti di recupero e allora ci si fermerà a 47. Qui la palla per Arario che prova a passare, fermato però dall'intervento da parte del numero 21 Spinelli e allora secondo calcio d'angolo per il Licata. Pallone battuto in area, c'è un colpo di testa molto pericoloso, attenzione perché Imbroggiano saprà arrivare, Maitini! Che gol di Maitini, vantaggio all'improvviso del Licata, un'autentica perla, la rovesciata dell'attaccante argentino che sblocca la partita in favore della squadra di Bonfatto proprio nel bel mezzo del recupero del primo tempo. Pallone che non è stato allontanato a dovere qui dai giocatori del Camarat, ne ha approfittato Maitini per il gol dell'1-0, abbracciato giustamente dai compagni. Il numero 9 che oggi, dicevo, ha una bella responsabilità perché in panchina pronti a subentrare ci sono 2 giocatori, uno di nome Saito, uno di nome Manfred, e lui per il momento non li sta facendo rimpiangere perché sta trovando un gol pesantissimo anche ai fini del doppio confronto e della qualificazione. Prova a reagire subito il Camarat con questa palla lunga per Cuffaro, troppo lunga però. Tanto scadono i 2 minuti di recupero, da capire se il direttore di gara farà recuperare qualcosa in virtù del gol. In realtà c'è un problema con la scarpa di Federico Valenti, allacciata da Benny Calaiò, e allora si può riprendere a giocare con la rimessa di Santo Privitera. Siamo 2:30 oltre il 45esimo. La rimessa di Privitera, di testa Maitini, Spinelli, arriva Cuffaro, prende il centro, Lococo affrontato in maniera regolare da Arario e allora Pettinato con il lancio per Maitini, però servirlo in profondità, è in vantaggio Rallo che riesce a tenere il pallone. Guarda il cronometro il signor Leone, dice che può bastare per il primo tempo, i minuti di recupero diventano 3, il punteggio è diventato di 0-1 perché in pieno recupero Facundo Maitini si è inventato un gran gol e allora noi ci fermiamo qui dal Di Marco per il primo tempo, per l'intervallo di Camarat Licata, ribadendo il punteggio di 0-1 in favore della squadra allenata da Lillo Bonfatto. Torneremo per i secondi 45 minuti, intanto le consuete immagini targate Sport City TV per accompagnarvi all'intervallo e poi torneremo qui da Cammarata tra poco. Federico
Vasquez, torni in Sicilia dopo 7 anni da quando sei sbarcato qui sull'isola. Che sensazioni ti porti dentro all'inizio di questa nuova avventura a Trapani? È una bella opportunità per dimostrare sempre il mio valore. Quando sono stato in Sicilia mi sono trovato bene, quindi contento di tornare. Tra l'altro per te sarà stato sicuramente particolare iniziare questa stagione dove tutto è iniziato a Troina, dove hai fatto benissimo la tua prima stagione italiana, tanti gol. Tornando a calcare quel campo, che sensazioni hai provato? No, sensazioni indescrivibili. La realtà è che per me è stato bellissimo tornare lì, che per me e per la mia famiglia è stato un posto importante per la nostra vita, quindi niente, contento soprattutto di ritrovare persone che ci vogliono bene. Ecco, tu hai girato tanto, alla fine stai tornando qui in Sicilia. Anche a livello personale cosa rappresenta per te quest'isola? No, questa isola rappresenta un grande cambio nella mia vita, quindi spero di fare tanto bene come ho fatto il primo anno quando sono arrivato qua in Italia e ripagare la fiducia riposta su di me. Arrivi a Trapani, l'anno scorso l'hai affrontata da avversario col Monopoli, società ambiziosa, squadra molto forte. Dimmi un po' le prime sensazioni che hai avuto, intanto cominciando ad allenarti con mister Aronica e con i tuoi compagni e poi nel proseguo del lavoro qui tra Troina e Valderice. Sì, diciamo un percorso che noi vogliamo sia importante, se respira aria di voler fare qualcosa di importante. Io, avendo delle esperienze a Catanzaro e a Perugia, so cosa significa giocare in questo tipo di piazze, quindi so che gli obiettivi sono ambiziosi e contento di trovarmi in una piazza del genere. Ecco, tu appunto hai giocato a Catanzaro oltre che a Monopoli, il girone C per te non è un segreto, tutti dicono che sia una specie di Serie B però nella categoria inferiore. Quali possono essere secondo te i segreti per affrontarla al meglio e per cercare, perché no, di vincere e essere promossi in Serie B? Sì, sicuramente che il girone C è uno dei gironi più agonistici di tutte e tre. Penso che una delle chiavi è fare un bel gruppo, perché alla fine saranno tutti importanti, il primo all'ultimo componente della squadra, quindi pensiamo più a quello e poi nel percorso si vedrà quale sarà la squadra più forte del campionato. Tra l'altro tu, a proposito di gruppo, di compagni, te ne sei praticamente portato uno dietro da Monopoli, che è Ciccio Grandolfo. Che rapporto avete, considerando anche che siete compagni di reparto? No, abbiamo un bel rapporto. Sin dall'inizio, quando sono arrivato a Monopoli, mi hanno accolto bene. Lui, essendo che era da diversi anni che stava lì, quindi sono contento pure per lui che è venuto qua a Trapani a poter dimostrare pure il suo valore. Ecco, la tua storia, quella di un giocatore che dal Sud America arriva in Sicilia, si sta rivedendo in maniera sempre più frequente, soprattutto nelle categorie inferiori, Serie D, eccellenza. Cosa porta un giocatore brasiliano, argentino a scegliere proprio la Sicilia per iniziare la propria avventura nel calcio europeo? No, nel mio caso particolare è stato, non lo so se è una coincidenza, ma è stato un amico che già giocava qua e quindi per quello ho fatto questa scelta di venire in Sicilia. Poi ovviamente che il girone C al sud forse i sudamericani si trovano un pelo meglio, e poi ho fatto altre esperienze perché mi piaceva, in quel momento mi è piaciuto provare altri gironi. Però sicuramente che il girone C è quello che, per statistica, quello che mi trovo meglio. Ecco, dal punto di vista del reparto siete tanti, siete tutti forti comunque, giocatori di categoria se non di categoria superiore. Tu a livello personale ti sei posto degli obiettivi per questa stagione? Gli obiettivi personali, secondo me, come ogni volta che inizia un anno nuovo, prima va l'obiettivo squadra. Ovviamente che ci sono tanti giocatori forti, ma è normale, ormai questi tipi di squadra è giusto che ci sia così e che ci sia una bella concorrenza tra i diversi giocatori, però obiettivi personali è quello di portare la squadra più in alto possibile. Poi ovviamente che uno a livello personale vuole fare il meglio, però quello che conta in primis è la squadra. Chiudiamo con un messaggio ai tifosi. Oggi, approfittando dell'allenamento a porte aperte, non si sono fatti attendere, non sono mancati, saranno molti di più al provinciale durante le partite. Che cosa vuoi dire loro prima dell'inizio del campionato? No, io vi dico che per noi sarà importantissimo il vostro sostegno durante tutto l'arco della stagione. Vi aspettiamo ogni domenica, e sperando di ripagare sempre la vostra fiducia, e speriamo di rivederci il prima possibile.
Roberto, torni a giocare a Trapani dopo 5 anni, quali sono le sensazioni al tuo ritorno? Ma sicuramente è stata una trattativa abbastanza veloce, anche perché quando ho saputo che il Trapani, ho parlato già con il mister direttore, ho detto subito sì. Per me è un piacere enorme, anche perché Trapani, come ho già detto, è casa mia, quindi sono felice di far parte di questo gruppo, diciamo. Quindi possiamo dire che nonostante magari qualche possibilità di andare in Serie B non hai esitato a tornare a casa? No, come ho già detto prima, quando ho saputo sia dal mister sia dal direttore l'interesse nel venire qua, ho subito detto, ho dato la mia disponibilità, poi giustamente c'è stato un po' di tempo per le tempistiche perché avevo anche un altro anno di contratto nell'altra squadra, quindi delle cose burocratiche, diciamo, da risolvere. Pensi che, considerando anche il valore dell'organico, il Trapani possa giocarsela anche per provare a vincere il campionato? Bisogna fare più punti possibile e poi sarà il campo a decidere dove possiamo arrivare. Sicuramente noi metteremo del nostro per cercare di arrivare più in alto possibile. Tu a livello personale, al di là dell'emozione di tornare a giocare praticamente dietro casa, ti sei posto degli obiettivi? Ma sicuramente io, come faccio ogni anno, do la mia disponibilità al 100%, l'obiettivo è sempre quello di fare bene, prima di tutto a livello di squadra, perché dico la cosa prioritaria è fare bene a livello di squadra e poi sicuramente a livello personale, però diciamo se non viene prima l'obiettivo di squadra, quello personale è futile. Hai sentito prima di arrivare o al tuo arrivo dei compagni o anche altri tuoi compagni di viaggio in carriera che hanno già vissuto Trapani, ti hanno detto qualcosa? Sì, ho sentito Kirwan che era con me l'anno scorso a Padova, Udo, comunque già 5-6 ragazzi li conoscevo, però come ti ripeto non avevo motivo di sentirli, anche perché conosco bene la piazza, conosco bene il posto, quindi sono stati loro magari a sentire me prima di venire qua. Ecco, a proposito di mister Aronico, voi tra l'altro vi siete quasi incrociati perché quando tu hai giocato a Trapani lui allenava nel settore giovanile, com'è stato l'impatto, com'è il lavoro con lui e con lo staff? Ma sicuramente io del mister ho la stima a prescindere dal mister e dal giocatore, poi sicuramente ha delle grosse potenzialità, è un'ottima persona, secondo me nel mondo del calcio persone diciamo così ce ne sono poche e secondo me possono dare qualcosa in più a livello umano piuttosto che a livello calcistico, e quello non metto bocca, perché sicuramente il mister ha esperienza da dare a ognuno di noi. Ecco, invece per quanto riguarda il presidente Antonini, vi siete sentiti, vi siete visti, qual è stata la sua accoglienza? Sì, quando ho firmato l'ho incrociato, lì giustamente il presidente fa dei sacrifici enormi ogni anno per cercare di portare il Trapani a livello più alto possibile. Come già ho detto a lui, diciamo, per fare degli ottimi risultati serve il gruppo, non serve tanto ad avere chissà quanti fenomeni in squadra, ma la cosa più importante, almeno nell'esperienza che ho avuto io negli altri campionati vinti, è sicuramente creare un ottimo gruppo, cosa che ho trovato qua dal primo giorno che sono arrivato. Subito mi hanno accolto bene e le sensazioni sono positive. Ecco, torniamo indietro a quel 19-20, alla tua fin qui unica stagione a Trapani, al di là poi dell'esito del campo, perché diciamo sul campo il Trapani si è salvato, per la penalizzazione vi ha condannati. Che ricordi ti porti di quell'annata? Ma sicuramente questa è la dimostrazione di quanto dicevo prima. Sono venuto al Trapani ultimo in classifica, a quasi impossibile rimonta a salvezza. Come ho già detto, quando mi ha cercato lì ai tempi il mister, ho accettato la sfida, eravamo, mi ricordo, 7-8 punti dal Livorno che era penultimo. Abbiamo fatto secondo me un'impresa straordinaria che purtroppo è stata macchiata da cose che non competono a noi. Noi il nostro nel campo l'abbiamo fatto, addirittura abbiamo centrato una salvezza diretta che forse non ci credeva nessuno tranne i tifosi che venivano allo stadio e noi dentro. Era una cosa impossibile, neanche la società forse credeva che avremmo potuto fare questo miracolo quasi. Quella tra l'altro era una squadra con giocatori che poi potenzialmente sono diventati fortissimi, gente come Carnesecchi, come Buongiorno, come Colpani, in attacco Nzola. Può essere anche quella la conferma che a Trapani si può lavorare bene, si può crescere anche bene come calciatori, e soprattutto se dopo qualche anno, nel corso degli anni, hai sentito questi ragazzi dopo l'esperienza a Trapani? Sì, sicuramente con qualcuno ci ho giocato contro ancora, perché poi sono tornato ad Empoli che abbiamo vinto il campionato. A gennaio eravamo arrivati in 13 ragazzi, come ti dicevo prima siamo arrivati in 13 oltre giocatori, dei bravi ragazzi e dei ragazzi che hanno fatto subito gruppo, quindi quella anche lì è stata la forza per provare a fare quella salvezza
diretta. Come ti dicevo prima, il gruppo è fondamentale, lì il gruppo si è visto, a prescindere dai ragazzi che poi chi gioca in A, chi gioca in B, però lì ancora non ne ha nessuno conosciuto, si è dimostrato il gruppo ad avere la meglio. Torniamo live dallo stadio Vito Di Marco di Cammarata, secondo tempo di Camarat Licata, ricordo primi 45 minuti, come potete vedere anche in grafica, terminati sul risultato di 0-1 per la prodezza da parte di Facundo Maitini, minuto 46. Una partita che ai punti ha visto prevalere leggermente la squadra di casa, poi è arrivata la doccia fredda del gol messo a segno dal numero 9 ospite, che per il momento decide la partita. Ricordo, tra 7 giorni allo stadio Saraceno di Ravanusa, il secondo atto al termine del quale si scoprirà chi tra Camarat e Licata approderà agli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. Ricordiamo, trofeo conquistato 8 mesi fa dall'Unitas Sciacca nella finale giocata a Paternò contro Città di Avola. Subito in cronaca con Maitini che riesce a gestire il pallone, lo scarica indietro all'indirizzo di Bessa, che però la perde. Allora attenzione all'avanzata da parte di Cuffaro per lancio di Lococo, troppo lungo per Pierce, che deve impegnarsi per inseguirlo e per tenerlo in campo. Guadalupe, uno sguardo in mezzo, il cross, Pierce
in posizione regolare ancora Pierce, le sterzate del numero 9, poi il lancio intercettato da Bessa, nessun cambio tra i 22 che hanno terminato il primo tempo, quindi il Camarat scende in campo con Dolenti tra i pali, linea difensiva con Baio a destra, i centrali sono Mirabelli e Rallo, mentre a sinistra agisce proprio Spinelli, mentre attenzione a questo fallo laterale di testa Palmisano, poi Privitera difende il pallone, lo lancia via in mezzo al campo per il Camarat ci sono Pane e Ledesma, sulla tre quarti agisce Lococo, gli esterni sono Cuffaro e Guadalupo, in avanti Nacho Pierce. Dall'altra parte Licata che schiera in porta Federico Valenti, linea difensiva con Brugnone sull'out di destra, Tedesco agisce a sinistra, centrali centrali Calaiò e Pettinato, Privitera agisce davanti alla difesa con Bessa e Palmisano in mezzo al campo, Arario e Imbrogiano a sostegno di Maitini, mentre intanto c'è un fallo di mano commesso da Michele Pane e allora punizione per il Licata. Le panchine, mentre Pane si guadagna il cartellino giallo per proteste, le panchine che si stanno già muovendo tra l'altro per il Camarat. In panchina il secondo portiere Banfi, poi avanzato Di Marco, Diallo, Orofino, Osvaldo, Scrutato, Serio e Bizzini. Per il Licata invece in panchina il secondo portiere La Rosa, poi Alessio Lanza, Centorbi, Catalano, Barraco, Manfred, Saito, Genduso e Piraino. Battuta di Privitera, Arario portato fuori da Spinelli che non riesce a tenere la palla in campo, allora fallo laterale, vedete vicino alla bandierina per il Camarat. Qui intanto c'è un fallo di Brugnone ai danni di Guadalupo. Mirabelli, Baio, ex giocatore tra le altre di Nisse Dacra, che si appoggia a Ledesma che la perde. Privitera apre per Arario, il quale insegue il pallone, arriva prima in scivolata a Rallo, ancora Arario, duello che si prolunga, cross messo in fallo laterale dall'ex difensore di Enna e Modica. Ricordo ancora in casa Camarat diverse assenze tra giocatori non ancora al top fisicamente come Romeo, Figarotta, fuori anche Vito Lupo, giocatori che potranno dare un grande contributo. Intanto è pronto Diallo nel Camarat, minuto 50, cambio che però avverrà dopo. Intanto attenzione a questa rimessa in mezzo, l'anticipo provvidenziale di Baio perché stava arrivando ancora Maitini, prova a ripartire il Camarat con Guadalupo in mezzo a due, rimpallo e poi fallo e calcio di punizione. Dovrebbe essere, no, non ancora pronto Diallo, vuole fare un altro minutino in queste condizioni a Curzio Sclafani, che dunque si gioca la sua prima carta con Mamadi Diakité. Diallo, Lococo continua a galleggiare tra le linee, viene spinto fallosamente da Palmisano. Battuta la punizione su Baio, fermato da Tedesco, il quale fa scorrere la palla. Baio prova a toccargliela, la tiene in campo, anzi no. Arriva adesso il cambio, anzi i cambi sono due, con Diallo che prende il posto di Ledesma
ed esce anche il numero 19 Cuffaro. Esce con il numero 5 Ledesma Matteo, al suo posto con il numero 11 Diallo Diakite. L'uscita dal campo dunque anche di Cuffaro, con l'ingresso con la maglia numero 14 di Orofino. Quindi... Altra sostituzione con il numero 19 Cuffaro Giuseppe lascia il posto al numero 14 Orofino Cristian. Naturalmente la necessità di mantenere i due under da quest'anno, under nato almeno il 1° gennaio del 2005 e almeno il 1° gennaio del 2006. Qui intanto lancio lungo per Diallo, subito sponda e giocata positiva nella partita del numero 11 che si gira, va giù, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Camarat, entra subito bene in partita Mamadi Diallo. Quando sono passati 7 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo, ricordiamo che tra i dilettanti non ci sono i 3 slot per effettuare i 5 cambi, si possono effettuare i 5 cambi in 5 momenti diversi. Tanto occhio alla punizione, Pane sotto porta, c'è stata la deviazione, ci sarà calcio d'angolo proprio dalla bandierina da cui è nato il gol di Maitini. Vedremo se saprà rendere pan per focaccia il Camarat, con Pane e Lococo ancora lì in zona. Tanto ancora traffico sul primo palo, vedete 3 coppie che ora diventano 2, con Lococo che alza il braccio sinistro per chiamare lo schema. Sì, pronti per la battuta. Lococo corto per Pane, pallone che arriva in area, colpo di testa ad anticipare, ma c'è stato il fallo di Nacho Pierce. Allora punizione per la squadra ospite. Battuta di Valenti su Maitini, anticipato da Mirabelli, e allora Pierce per far correre Diallo che si inserisce. Diallo, chiusura di Brugnone, e ora con le 2 punte il Camarat è sicuramente più pericoloso. Pane, Guadalupo, Pane ancora. Nuovamente Kevin Guadalupo che sterza su Arario, gran giocata, poi prova a passare anche su Palmisano che allarga la lettone in maniera legale secondo l'arbitro, e ancora a terra Guadalupo si gioca. Maitini temporeggia per servire Brugnone, anticipato da Mirabelli. Tanto un po' di storie tese tra Sclafani e Privitera, mentre ancora giù Kevin Guadalupo. Subito interrotto il diverbio con il direttore di gara che adesso invita lo staff medico della Camarat a intervenire, però si è alzato nel frattempo Guadalupo. Mentre Pierce dà indicazione ai compagni, adesso Guadalupo sarà costretto a guadagnare l'esterno del terreno di gioco. Da capire adesso come si riprenderà, perché
La palla l'ha sicuramente messa fuori Mirabelli, sì, infatti. Allora fallo laterale per il Licata. Calaiò, palla per Tedesco. Bessa col passaggio rischioso intercettato da Nacho Pierce. Entra con le mani Santo Privitera. Alla ricerca di Arario, anzi di Palmisano, colpo di testa impreciso. Guadalupo prova a correre tra le linee. L'intervento regolare di Arario, poi subentra nell'azione anche il nuovo entrato Orofino. Colpo di testa di Mirabelli. Guadalupo, Pane, Lococo tra le linee, può avanzare Lococo, evita un paio di interventi, ancora Lococo tiene il pallone, per allarga per Guadalupo, passaggio corto e Brugnone con la scivolata mette fallo laterale. Pane disorienta Maitini con la finta e poi si appoggia a Mirabelli, avanza a pieno organico il Camarat. Lococo, colpo di tacco totalmente sbagliato nel concetto, prima ancora che nell'esecuzione, esce Dolenti dalla sua area di rigore. Pane, Baio per Lococo. Lococo apre, lo fa molto bene questa volta per l'avanzata di Orofino. 1 contro 1 con Brugnone, Orofino ingresso in area, Orofino la perde. Poi recupera il pallone ancora il Camarat, Guadalupo, Diallo la difende al limite, Diallo allarga, Pierce, sterzata, sinistro, storto. Da dimenticare il tiro di Nacho Pierce, però ribadisco il concetto, è un altro Camarat con la seconda punta in campo. C'è rimessa ancora per Privitera, colpo di testa a prolungare di Maitini, l'arbitro vede una spinta. Spinta da parte di Angelo Rallo, punizione. E ancora Privitera con i piedi così come con le mani, alla fiondata interviene Mirabelli, poi va giù Pierce, si gioca, anzi no, non si concretizza il vantaggio, punizione per il Camarat. Rallo verticale a cercare Pierce e Diallo, l'anticipo secco. E allora Pane resiste su Privitera, tocco per Orofino che la tiene in campo, poi Brugnone direttamente sulle colline attorno a Cammarata e poi va giù. Signor Leone che si sincera nelle condizioni del numero 2 del Licata. Brugnone che verrà accompagnato fuori dal campo dal medico sociale del Licata. Si riprende con un fallo laterale in zona d'attacco per il Camarat. Diallo, cuore dell'area, poi scarica Orofino in mezzo, allontana Calaiò, poi non controlla bene Orofino e palla che si perde in fallo laterale. Pronto a rientrare Brugnone, si torna a parità di uomini in campo. E con Privitera ancora con le mani, stacca Palmisano, poi interviene Rallo, fallo però.
punizione di Privitera totalmente sballata, e allora Tano Dolenti in possesso del pallone. Sponda di Pierce, Lococo anticipato da Bessa, fallo laterale per il Camarat, con Baio un po' rischiosa ma arriva da Mirabelli. Ora Rallo se la allunga, per poco non la perde, per Bravo. Occhio a questo lancio perché c'è Pierce con il tocco, era intervenuto in anticipo Nacho Pierce, non ha inquadrato la porta. È la prima palla gol della ripresa di una certa pericolosità, la firma Nacho Pierce, che qui forse è arrivato poco convinto, poco deciso e soprattutto indeciso tra il tocco di prima verso la porta e il controllo e tiro. Alla fine è uscita una via di mezzo perché la porta non l'ha presa e la palla non l'ha controllata. Qui intanto tocco di Rallo, fallo laterale, ribalta subito il fronte Licata. 17 minuti giocati nel secondo tempo. Con Sclafani che reclama una maggiore solerzia nella ripresa delle operazioni da parte del Licata. Alla fine la palla esce sul lato corto del campo, sarà rinvio da fondo per Dolenti che la gioca corta, o per meglio mezza e mezza su Kevin Guadalupo. Alza la testa, prova a lanciare, però Pierce veniva incontro, allora attenzione, Lococo si butta nello spazio, ma c'è Federico Valenti a recuperare la sfera. Brugnone resiste alla carica di Diallo, appoggia Palmisano, Arario per la corsa ancora di Brugnone che arriva e scivolata, forse poteva arrivare sul pallone, alla fine però Licata premiato dal fallo laterale concesso da Lorenzo Mirabelli. Con le mani Privitera, l'avrò detto almeno 20 volte in questa telecronaca. Mirabelli, poi Palmisano, Maitini, sponda fuori Imbrogiano col controllo, poi prova a disorientare gli avversari. Privitera riapre a sinistra perché si è proposto Bessa col lancio, ma era in fuorigioco il numero 7 Canarino. E allora si ripartirà con una punizione battuta da Dolenti. Dolenti vuole far salire i compagni, ho invitato anche al direttore di gara ad andare mezzo metro indietro con la palla. Rinvia Dolenti. Pierce, la palla in qualche modo viene controllata da Tedesco e lanciata via da Calaiò. Poi sbaglia Pane, rimedia Baio. C'è il tocco di Imbrogiano, allontana Mirabelli, di testa Pierce verso Diallo. Poi l'arbitro fischia contro Pierce in favore di Pettinato. Ci sono le proteste anche da parte dei giocatori del Licata che volevano un provvedimento all'indirizzo del numero 9 di casa. Arario non riesce a tenerla e allora la rimessa è del Camarat, con Rallo che vuole la palla, vuole giocare lungo, ma prima c'è il cambio nel Licata. Va fuori Arario con la maglia numero 10 al suo posto, maglia numero 18 per Saito. Eccolo qua, uno dei reduci dalla scorsa stagione. Tatticamente cambia poco perché adesso Imbrogiano gioca sulla destra e sulla sinistra c'è Saito. Che stanno dicendo? Ci sono cambi anche nel Camarat, l'uscita di Baio
posto di Baio? È uscito Spinelli ed è entrato Avanzato, non Baio, è uscito Spinelli, dentro Avanzato entra un altro ex Castrum Favara, Salvatore Avanzato. Altra sostituzione tra le file del Camarat, entra con il numero 18 Avanzato Salvatore ed esce La sponda Diallo prova ad arrivare. Spinelli Antonio con il numero 21. Intanto serie di contatti, viene premiato il Licata, che siamo quasi a metà del secondo tempo, non riesce a sfondare il muro giallo. La squadra di Accursio Sclafani, che ha già fatto 3 mosse dall'inizio della ripresa. Gli ingressi di Orofino e Diallo, ai quali ha fatto seguito quello appena avvenuto di Salvatore Avanzato, che vantaggia anche qualche presenza in Serie D proprio con la maglia del Castrum Favara l'anno scorso, sotto la guida di Pietro Infantino. Ora backup importante lì davanti, va all-in chiaramente Accursio Sclafani, mette 3 punte. Qui intanto prova ad arrivare Orofino, in effetti arriva, però Tedesco all'ultima parola recupera palla e la mette in fallo laterale. Arrivano i palloni, uno ce l'ha in mano Baio per riprendere il gioco, cerca Diallo, controlla Diallo però in mezzo a 3 maglie gialle, una di queste è quella di Pessa che spazza via, altro fallo laterale per il Camarat. Ancora cercato Diallo, poi non subentra Pierce, la palla è troppo lunga per tutti tranne che per Federico Valenti. Rilancia il portiere del Licata dalle parti di Maitini, anzi per meglio dire dalle parti di Dolenti. Pane con il tocco per Rallo, Guadalupo sbaglia il tocco, Guadalupo allora innesca la corsa di Saito, Saito con accanto Maitini, la palla è per lui, Maitini allunga il passo, va sul fondo, mette in mezzo Dolenti, in qualche modo quasi non si aspettava che Mirabelli la facesse scorrere. Baio per Orofino, la rimessa sarà per il Licata. Rimessa di Privitera, prova a prolungare Saito, calcio d'angolo. Alla battuta dell'angolo va Privitera, pallone nel mucchio, arriva dalle retrovie con la conclusione, c'è una respinta, poi pallone che rimane lì per Lavole, sopra la traversa, ma ci è andato molto vicino, in questo caso Calaiò. Battuta lunga intanto, Diallo prova ad andare, Diallo passa su Tedesco, Diallo! Conclusione fuori, prova ad accendersi, Mamo di Diallo. La giocata veloce da parte del Camarat, sorpreso nettamente il quartetto difensivo ospite, non ha approfittato Diallo.
pettinato tedesco, Privitera lungo, Mirabelli la rilancia in avanti, non vuole far scendere la pressione da parte dei suoi, ma qui c'è un grande intervento da parte ai danni di Pierce da parte di Calaiò, è rimasto a terra Calaiò. C'è tensione in campo, pettinato che ha subito contestato ai danni e ai confronti dell'arbitro per l'entrata a suo dire pericolosa di Pierce su pettinato, scusate, Calaiò. Tanto credo si sia rialzato Benny Calaiò. Mentre potete intravedere anche lo sbandieramento dei tifosi del Camarat. Mentre ancora a terra in realtà Benny Calaiò. Mentre sullo sfondo c'è anche un Diallo che si dispera per l'occasione avuta un paio di minuti fa. Tanto pronti altri 2 cambi nel Camarat, gli ultimi 2 a disposizione di Accursio Sclafani. Esce Guadalupo, ingresso al posto di Guadalupo da parte di Osvaldo. Esce anche Lococo, esce per il numero 20 Guadalupe Kevin ed entra Vizzini. Al suo posto per il 17 Osvaldo Facundo. Entra anche Vizzini al posto di Lococo. Entra anche Vizzini al posto di Lococo e mister Sclafani esaurisce così i cambi a disposizione. Dunque termina i cambi Accursio Sclafani, ne ha ancora 3 a disposizione, anzi ne ha ancora a disposizione 4. Lillo Bonfatto, diventano 3 perché scocca l'ora del Caprone, scocca l'ora di Vincenzo Manfrè che prende il posto di Maitini e allora inizia l'era 2.0 di Vincenzo Manfrè a Licata, attaccante che ha girato tanto nelle ultime stagioni, Dattilo Noir, Don Carlo Misilmeri, Athletic Club Palermo, Gela, poi ancora Don Carlo Misilmeri. Prima in cronaca, Saito, gran giocata Sorofino, ancora Saito, cerca di liberarsi e di trovare compagni, poi decide di andare da solo, sempre Saito, sempre contro Rofino, lo batte ancora, Saito dal fondo, addosso a Rofino, calcio d'angolo numero 4 per il Licata. Dalla bandierina Privitera, pallone nel mucchio, colpo di testa a mettere fuori, poi ancora il controllo a seguire di Bessa, sempre su Privitera, la giocata va a terra senza subire il fallo di Rallo. Allora riparte dal fondo Tano Dolenti, 14 più recupera, alla fine sbaglia Dolenti e allora recupera Privitera, la palla è per Manfrè, la prima della sua partita e della sua stagione, non si chiude il triangolo con Privitera e allora cerca di ripartire il Camarat che ha gli ultimi minuti a disposizione per provare quantomeno ad evitare il KO alla prima stagionale, alla prima in casa.
Pane, verticale su Diallo. Diallo prova a sfidare in velocità Calaiò, mette in mezzo, interrompe però la traiettoria del pallone il veterano di Casalicata, poi irrompe avanzato, Pane, Vizzini, in mezzo a due, Vizzini rischia di perderla, alla fine la tiene, poi il tocco largo per avanzato mette in mezzo Diallo, ma cosa si è divorato, ma mo di Diallo davanti alla porta spalancata, la spedisce alta. E questo ce l'ha tutto sulla coscienza il numero 11 del Camarat, dopo la bella azione caparbia, orchestrata e avviata da Osvaldo e da Avanzato. L'assist sporco dell'ex Castronfavara non è stato messo in rete da posizione favorevole, per usare un eufemismo. Errore che rischia di pesare non solo nella gara secca, ma naturalmente sul doppio confronto, perché ricordo ancora una volta che domenica 7, con la palla al centro alle 15:30 allo stadio Saraceno di Ravanusa a porte chiuse e con le nostre telecamere a seguire la gara, ci sarà anche il match di ritorno per decretare la squadra che passerà agli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Intanto c'è un calcio di punizione guadagnato da Santo Privitera, che andrà anche ad eseguirlo. 12 minuti, poi il recupero, poi 3 fischi qui al Di Marco di Cammarata, e con Santo Previtera che dopo aver guadagnato la punizione la va anche a calciare tutto il Camarat negli ultimi 20 metri. Vanno in 5 in area per il Licata e con Saito pronto all'eventuale ribattuta. Chiama lo schema Previtera, fischia l'arbitro, pallone sul primo palo, battuta male la punizione a Previtera, calcia lontano Pierce, ma alla fine concede fallo laterale praticamente dallo stesso punto da questa battuta la punizione. E allora Previtera, prima con i piedi, ora con le mani. Manfrea anticipato da Vizzini, poi Pierce spinto da Brugnone, fallo. Da ripetere la punizione. Insorge il pubblico del Di Marco. Pane, palla per Mirabelli che apre subito su Bernardo Baio. Ancora Mirabelli, subito per Rallo. Pane si libera bene del pallone servendo Mirabelli, si è aperto Baio, visto e servito. Avanza il capitano del Camarat che sterza. Pane avanza metro dopo metro, sempre con la palla al piede, la squadra di Sclafani. Rallo, fiondata verso l'area a cercare Diallo, colpo di testa, Pierce anticipato, ma l'arbitro ha fischiato un fallo contro il Camarat in favore di Calaiò. Punizione battuta da Federico Valenti. Manfred stacca con lui Mirabelli, poi Rallo. Pane allarga perché Avanzato ha tanto campo da prendere. Corre Avanzato, evita l'intervento di Previtera che spende il fallo. Calcio di punizione. Reclamato anche un cartellino per il numero 4 in maglia gialla. Comincia a scendere il sole sulla collina che sovrasta Cammarata. C'è la punizione
punizione per Michele Pane. Intanto storie tese in area, il direttore di gara che chiama Pierce e chiama Palmisano, tutto riportato alla tranquillità. E allora Michele Pane con la punizione prende la rincorsa, propone in mezzo colpo di testa di Privitera, poi Vizzini, controllo e sinistro sul fondo. Va l'ex portiere del Gela, cerca Manfrè e lo trova. Manfrè in mezzo a tre subisce la carica e la punizione per lui. Privitera sul punto di battuta, si allontana Calaiò, sale invece Pettinato. Il direttore di gara già fischiato, Privitera si prende il suo tempo, poi Scodella in mezzo, uscita di Dolenti. Dolenti subisce la carica, giallo per Bessa, che non era tra gli ammoniti. Ammoniti Pettinato e Palmisano nell'Icata nel primo tempo e Pane nel Camarat. Baio controlla e prova ad andare Osvaldo poi incespica Privitera, sbaglia, la riprende Pane che lancia lungo, poi pallone sporcato e finisce dalle parti di Valenti. Tedesco, pallone calciato in avanti, Manfrè al duello con Orofino che non ha paura del mismatch in termini di altezza. Rallo, Dolenti male col sinistro, poi Privitera di testa, Manfrè col controllo, alla meglio Pane che subisce fallo. Ultimi 6 minuti prima del 90° in corso, sempre 0-1 al Di Marco, sempre la rovesciata di Maitini a decidere, di testa Tedesco, Saito, Manfrè col controllo, poi verticale per Saito, posizione regolare, Saito a tu per tu con Dolenti che lo ipnotizza e nega lo 0-2 all'Icata. Qui ha rischiato con la linea alta il Camarat e con la velocità di Saito. Dolenti per è stato bravo a restare in piedi, a non dare punti di riferimento all'attaccante dell'Icata. L'Icata che recupera ancora palla, Manfrè tiene in mezzo a 3 avversari, poi tocco sbagliato da parte di Palmisano mentre prepara 2 cambi ma non li effettua ancora il Licata. Pane, Rallo, lancia lungo, cerca Pierce, la palla scavalca però tutti, ottimo controllo del corpo e dello spazio da parte di Davide Pettinato. Esordio difficile a livello di eccellenza per Nacio Pierce, mentre Mirabelli riconquista e serve Dolenti. Battuta lunga del portiere del Camarat, Brugnone col petto. Manfrè col tocco di prima a cercare di premiare Imbroggiano,
c'è l'uscita però a ridosso dell'area di rigore del portiere nativo di Caltanissetta, che porta sul pallone, palla al piede. Baio, Osvaldo, sterzata e palla centrale, controlla male Vizzini, alla meglio Palmisano, Bessa, Manfre, controllo, poi sterzata, ancora il Caprone che avanza, Manfre ai 20 metri, tutto aperto a destra, lo vede, lo serve Imbroggiano, sterzata, Imbroggiano, sinistro ribattuto Manfre, svirgola, poi Dolenti. Pane, avanzato, prosegue l'ex Castronfavara, Pane prende il centro, apre poi sulla destra dove c'è Orofino, uno sguardo in mezzo, il cross, Diallo, l'aggancio, va giù, ma è tutto regolare, ha trovato un aggancio pazzesco Diallo, attacco ancora vivo per il Camarat, avanzato, fermato da Imbroggiano e cambi per il Licata, sì, l'uscita di Bessa e l'ingresso con la maglia numero 15 di Catalano. Quindi finisce la partita di Bessa, inizia quella di Catalano, vediamo anche il secondo cambio, anzi non esce Bessa, esce Imbroggiano per l'ingresso di Catalano, Bessa che molto probabilmente uscirà lo stesso, vediamo per lasciare il campo a quale compagno di squadra, si perde tempo con la lavagnetta, Bessa lascia il posto al numero 16 Barraco. E allora sono 4 i cambi effettuati dal Licata, ultimi 90 secondi prima del recupero, la rimessa per Vizzini che va direttamente in area, palla che rimane lì, colpo di testa di Tedesco, il più lesso a partire dai blocchi è Saito che conquista il calcio di punizione. Arbitro che chiede a Tedesco di accelerare i tempi. Tedesco per evitare guai, per evitare sanzioni, gioca subito su Federico Valenti che va a lungo. Manfre ci arriva ma non la tiene, poi Catalano la mette in fallo laterale. Pane pressato, l'ultimo tocco è del suo avversario, quindi Catalano. E Baio con le mani cerca i compagni, colpo di testa di Calaiò che sovrasta Pierce, duello vinto nettamente dal capitano del Licata. Baio va ancora lungo, questa volta cerca la spizzata di Orofino, poi la palla messa fuori da Pettinato, Manfre col controllo aggira Mirabelli e prova a far correre Catalano, la posizione è regolare, Catalano no, è fuori gioco. A dire la verità sembrava regolare la posizione di Dolenti e qui l'arbitro fa indisporre ancora una volta il Camarat chiedendo il rispetto del punto di battuta della punizione. Pane, scaduto il 90esimo. 4 minuti di recupero. Avanzato, fermato. Barraco per Privitera. Verticale a cercare a trovare Manfre, il duello con Mirabelli, Manfre va a calciare, di fatto è un passaggio a Dolenti che può subito rimettere in gioco e decide di calciare lungo perché ha le torri là davanti, la spizzata di Pierce troppo lunga per Diallo e poi si accartoccia sulla palla Federico Valenti. Ma il numero 1 del Licata, questo campanile dalle parti di Mirabelli che colpisce di testa dall'altra parte, di testa Palmisano, poi Brugnone lungo Barraco,
controlla e calcia Rallo, poi Privitera contro Vizzini, alla meglio quest'ultimo che subisce fallo, punizione. Mirabelli, Pane, Vizzini cerca di scodellare ancora questo pallone in area, Diallo, l'uscita di Valenti, punizione e giallo per Diallo. Qui piede troppo alto da parte di Mamoudé Diallo. Storie tese in campo mentre Valenti viene curato dallo staff medico del Licata. Si attende il provvedimento per Mamoudé Diallo mentre arriva anche Dolenti a verificare le condizioni del suo collega. Ricordo un trascorso in comune alla San Cataldese, ma anche nella Sicilia FA, nella Sichelia Cup del 2023 e nell'Antudo Cup del 2022. Si dovrebbero giocare altri 2 minuti dalla ripresa del gioco, intanto è a terra anche Diallo. Si rialza Diallo che riceve il cartellino giallo. Anche a dare una mano a Diallo, anche a conferma del clima un po' più disteso rispetto a quello che sembrava esserci al momento dell'impatto. Tanto a livello puramente nominale è scaduto il recupero, è chiaro che non si gioca dal minuto 92 e infatti si giocheranno 2 minuti ancora, quindi cronometro alla mano, l'arbitro fischierà 96:30 salvo ulteriori interruzioni. Si è ripreso Valenti che può andare a calciare la punizione. Di testa Rallo, poi Orofino prova ad arrivare ma commette fallo su Saito, e qui tutta l'esperienza del numero 18 del Licata che fa guadagnare metri e secondi alla sua squadra, che è ancora in vantaggio, lo vedete, 1-0 allo scadere del 50° minuto. E c'è Santo Privitera a battere la punizione, pallone scodellato verso l'area, colpo di testa per la conclusione ribattuta da Mirabelli, il tentativo di Barraco, poi Palmisano in mezzo a 2 la perde, l'anticipo però ai danni di Osvaldo e riconquista il Licata nella metà campo avversaria, c'è l'entrata, poi si continua a giocare, Osvaldo, rimessa Camarat che ha l'ultima chance. Ultima chance che partirà dalle mani di Angelo Rallo. Mirabelli, Dolenti lancia col destro a cercare le torri,
Pierce di testa, avanzato, non ci arriva perché Barraco copre l'uscita in fallo laterale del pallone, e allora a una ventina di secondi dallo scadere Licata la palla nelle mani, e le mani sono quelle di Santo Privitera, che andrà a battere il fallo laterale. Signor Leone che sollecita alla ripresa del gioco. Battuta di Privitera, di testa Vizzini, poi il controllo di Osvaldo, vediamo se c'è l'ultima chance il Camarat. Pierce cerca Diallo, ha anticipato, poi altro colpo di testa di Vizzini sbagliato, e finisce qui il Licata espugna il Di Marco di Cammarata per 1-0 con il gol stupendo messo a segno dai Maitini nel recupero del primo tempo. Inizia come meglio non potrebbe la stagione della rinascita per la squadra di Lillo Bonfatto, inizia con una sconfitta ma anche con tanti segnali positivi. L'avventura in eccellenza per i montanari di mister Accursio Sclafani. Tanto termina la partita, saluti, alla fine sportività in campo, è stata una partita molto intensa, molto vibrante, con occasioni da una parte e dall'altra, forse risultato che sta stretto al Camarat, soprattutto per quelle che sono le palle gol avute sia nel primo che nel secondo tempo, ma alla fine gioisce. La formazione guidata da Lillo Bonfatto, che al ritorno il 7 settembre al Saraceno di Ravanusa, ricordiamo a porte chiuse, avrà l'opportunità di chiudere i giochi e passare agli ottavi di finale. E dunque, ribadendo il punteggio finale, Camarat 0, Licata 1, da Francesco Cammucca, dal Di Marco di Cammarata, e con gli applausi del pubblico ad entrambe le squadre. Un saluto e un ringraziamento a chi ci ha seguito.